Salutiamo tutti quelli che ci stanno vedendo, abbiamo ospiti per un rapido incontro qui da noi a Vicenza Più TV, Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Ezzerino Terzo da Onara. Buonasera, direttore. Grazie di essere tornato. E non fa parte di organi dirigenziali di associazioni, ma è una socia risparmiatrice di Veneto Banca, Monica Bordin. La vediamo spesso negli incontri, lei è una socia che rappresenta simbolicamente un po' tutti i soci che sono vittime di queste due banche venete che non ci sono più. Grazie. Oggi avete incontrato in comune il sindaco e un assessore. Ci può dire un pochettino gli obiettivi dell'incontro e cosa vi siete detti? Sì, diciamo, noi avevamo chiesto da tempo questo incontro diciamo, al nuovo sindaco per determinati motivi che adesso si sono superati, anche perché avevamo chiesto il supporto a questo fondo che venisse implementato. Fondo per risparmiatori di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Il fondo, quello che è stato istituito con legge 205, adesso diciamo è tutto superato perché il fondo è stato dichiarato che ci sarà questo collegato al bilancio, quindi questa mattina abbiamo chiesto al sindaco, all'amministrazione e in particolare con l'assessore Isabella Dotto, abbiamo chiesto che da parte dell'amministrazione di Vicenza ci sia una richiesta al governo di sollecitare questo collegato al bilancio, perché noi tutti lo stiamo aspettando. Ecco, spiegavo rapidissimamente, ma penso che i soci delle due banche venete, ma riguarda anche le 4 altre banche risolte, ma poi probabilmente parleremo anche di un altro argomento in separata sede. C'è questo fondo che era iniziale, parziale, con quello che è stato prospettato dal nuovo governo. Lei sa che la mia posizione è attendere i fatti dopo le promesse, ma prendiamo altre promesse. Questo fondo verrebbe allargato a 1 miliardo e mezzo. Attingendo ai fondi dormienti, e il periodo di anni in cui elargirlo lo leggeremo sui documenti, la possibilità anche di integrarlo, ma questo può diventare... Ecco, oggi diventa importante che tutte queste promesse che sono state fatte da Di Maio, Bitonci, Villarosa, quindi da esponenti diventi reale e il più rapido possibile e il più semplice anche possibile. Quindi questo lei oggi ha sollecitato che il collegato alla finanziaria venga stilato il più presto possibile, perlomeno per quanto riguarda le banche, anche perché questo fondo dovrebbe essere indipendente dalle voci di deficit, ma qui non vogliamo confondere un po' le Allora, sottolineo che noi quello che abbiamo chiesto oggi è quello che abbiamo chiesto dal 1° luglio del 2017 come associazione. Abbiamo chiesto a 360 gradi sempre a tutta la politica e fortunatamente siamo riusciti a unire la politica e siamo arrivati diciamo, a questo punto. Quindi noi ora abbiamo bisogno di immediatezza del 30%, quello che è stato diciamo, promesso, benissimo, in acconto, col paletto dei 100.000 in acconto, e abbiamo chiesto un intervento al sindaco Rucco che intervenga con il governo. Che poi rappresenta la città di Vicenza, che ha tantissimi soci. Certo che sì. Moltissimi di Popolare di Vicenza, ma anche molti di Veneto Banca, poi andiamo a Monica a parlare. Ecco. E poi lei non è di Vicenza, penso che le cronache le seguo anche da dove lei abita, a Cittadella se non sbaglio. Sì, no? Sì. Ecco, il sindaco Rucco verrà molto probabilmente eletto presidente della provincia a giorni, quindi anche la sua voce può essere ancora più importante, benissimo, perché andrebbe a rappresentare tutta un'area in cui si concentra bene o male, vado un po' a memoria, circa il 40% dei danneggiati da queste banche. Quindi questo oggi a incontrare il sindaco, ripeto, salvo sconvolgimenti di ultima ora, c'è un accordo trasversale per cui dovrebbe essere nominato presidente della provincia. Quindi lei, se vuole, può pesare ancora di più. Bene, allora poi abbiamo chiesto un punto che è già superato, che è quello che avevamo sempre chiesto, di utilizzare tutto quello che c'era in cassa dei conti dormienti, quindi questo è superato perché il governo ha già dichiarato che metterà questo 1,5 miliardi. Poi abbiamo posto diciamo, il punto di tutto il contenzioso che è nato, cioè i soci che sono stati trasformati in debitori. Noi anche al governo abbiamo chiesto
che potesse intervenire per fare una sospensiva di questi contenziosi, perché riguardano i debiti da NPL, pagare agli NPL e così NPL. via. È importante, ma ci torniamo così, E ci concentriamo un po'. E questo l'abbiamo chiesto anche all'amministrazione di Vicenza, perché è un punto importante e quindi... Lei mi diceva una cosa prima, che siccome anche noi prima che ci fossero le elezioni di Vicenza avevamo fatto un appello a che il Comune di Vicenza si costituisse parte civile. Certo. Il sindaco Rucco aveva recepito questo appello e poi ha comunicato ufficialmente di aver già dato mandato a un avvocato che è stato scelto appositamente per costituirsi parte civile. Questo ha un significato etico importante, parteciperà al processo e avrà accesso agli atti. C'è il problema degli atti, siccome gli atti del processo di Vicenza, della Banca Vicenza, sono tantissimi e onerosi, mi sembra che lei abbia un po' cambiato il gioco, dal chiedere gli atti. Cosa ha fatto oggi? Allora, noi praticamente come associazione siamo stati, diciamo, i primi a fare determinate linee giuridiche e abbiamo un know-how, quindi con i nostri professionisti abbiamo tutta la conoscenza e lo studio di Veneto Banca in particolare, ma anche di Popolare Vicenza. Popolare Vicenza, l'associazione ha speso 5.000 euro, quindi pescando determinati documenti. Noi abbiamo detto al Comune di Vicenza, che ora si costituisce parte civile, noi come associazione mettiamo a disposizione tutto quello che conosciamo, anche perché noi, non avendo soldi, se il Comune di Vicenza ha bisogno di quelle carte, noi le abbiamo già pagate, eventualmente i soldi che dovrebbe mettere per pagare quelle carte, noi gli indichiamo cosa... Quali altre carte possono essere utili? Ma sono utili tutte le carte. Sono 1 milione di pagine, quindi... Ecco, ce ne sono vorrei essere sintetico e quindi... Diciamo, spingiamo anche noi su questa strada, andiamo avanti. Poi abbiamo chiesto al Comune che si faccia promotore di istituire un osservatorio, perché adesso, quando arriveranno diciamo, le possibilità di accedere al fondo, ci deve essere un istituto, un ente, che è quell'ente famoso dell'osservatorio che insistiamo con tutte le associazioni di istituire, in modo che possa controllare il buon diciamo, andamento della procedura, onde evitare che ci sia qualcuno che magari ci speculi quindi sopra. Un osservatorio terzo, diciamo. Perché i costi sicuramente tutti possono avere dei costi, però sarebbe da evitare magari del tipo provvigioni su questi fondi, su questi accessi. E allora abbiamo chiesto questo, da parte dell'assessore Dotto c'è stata la massima disponibilità, è arrivato il sindaco e abbiamo parlato poco perché deve andare in Russia. E con l'occasione ho chiesto al sindaco di salutare il premier Giuseppe Conte, mandargli i miei saluti. Si andranno insieme. E naturalmente sollecitare che ci ha conosciuto, ma che ci sia immediatezza, perché noi siamo fiduciosi che lo faranno, però anche perché sono passati anni ormai, anche i soci. Il tempo purtroppo. Lei stesso mi ha detto che voleva essere breve, quindi ci stiamo già allungando, sono cose importantissime. No, io ho finito. Vorrei essere, visto l'hanno chiamata anche all'ordine col telefonino, quindi ecco, questa volta l'incontro che è stato negli uffici del Comune di Vicenza, senza bagarre intorno, ne ricordiamo l'ultimo in cui hanno cercato di non farci parlare. Altre associazioni, comunque sia, ecco, lei è una socia di Veneto Banca. Abita a Vicenza, aveva fatto la scelta. Ci può raccontare rapidamente prima come ha scelto quelle azioni e cosa è successo dopo, rapidamente, e poi la sua impressione dell'incontro odierno in cui lei ha partecipato come rappresentante non di parte, ma lei è socia, quella che ci ha rimesso soldi in proprio. Sì, noi avevamo deciso ancora quando c'era la vecchia banca di Asolo e Montebelluna di comprare delle azioni per dare dei soldi a delle persone del territorio che potessero gestirle, lavorare, e quindi era però una forma, secondo noi, di accantonamento, non era certo una storia di speculazione.
sono andati avanti negli anni e ci hanno chiesto ancora di comprare altre azioni sempre per agevolare il territorio e noi nelle possibilità che avevamo l'abbiamo fatto. Lei ha 2 figli, no? Giusto, marito che lavora in giro per l'Italia e 2 figli casalinga, esatto, e figli che studiano. Posso chiedere l'importo che alla fine aveva versato in Mediobanca? All'incirca, non è che voglio sapere, proprio per dare anche un peso a quello che era un sacrificio vostro di famiglia. Adesso non so di preciso. Quante azioni aveva all'incirca? Azioni sulle 5.000. Okay, quindi comprate nel tempo, quindi a prezzi diversi, ma 5.000, sì. quindi un bel valore, insomma, quindi a valore massimo, se fosse stato vero, parliamo di 200.000 euro. No, allora sono Di più. Sono meno. Sono meno, vabbè. Non mi ricordo. Vabbè, un po' è bella, penso che sono anni, ecco questo è significativo, c'erano dei soldi, hanno messo i propri risparmi di famiglia e è passato così tanto tempo che addirittura forse stanno quasi rimuovendo questo dramma dalla testa perché la signora non si ricorda. Comunque, ecco, oggi che impressione ha avuto dal sindaco e dall'assessore Dotto? No, sono stata contenta oggi perché ci hanno ricevuto, ci hanno lasciato parlare veramente molto tempo. La dottoressa si è segnata tutte le cose principali e ci ha garantito che lei si metterà a lavorare subito, che parlava col sindaco e anche quando è tornato il sindaco a salutarci, ha detto appunto che doveva incontrare anche il premier e che aveva anche una lettera proprio per la storia delle banche e dei soci che avrebbe dato al premier. Quindi io sono contenta perché spendiamo un po' di fiducia in questo caso qua, no? Diamo un po' di credito a questa amministrazione in questo caso. Ecco, io so che l'assessore Dotto ha preparato, siccome lei è assessore alla trasparenza, alla legalità, oltre che al patrimonio, so che ha preparato un dossier abbastanza consistente sulla situazione dei soci di Vicenza e quindi penso che perlomeno abbia parlato non con chi blatera al vento, ma per chi si è documentato sulla vicenda. Io mi auguro che questo incontro di oggi insieme a qualche nostra battaglia che rivendichiamo anche di prima, anche con l'attuale amministrazione, possa finalmente portare una soluzione che per quanto faticosa, però nel momento in cui arriverà, penso che renderà un po' felici un po' tutti, o meno infelici. Grazie a entrambi. Ecco, vorrei averla un po' più spesso da noi perché per me so quando Miatella e tanti altri presidenti di associazioni stanno lavorando per questa battaglia, che spesso non è neanche una battaglia personale perché magari non hanno degli interessi diretti. Ecco, però sentire parlare direttamente i soci, far parlare direttamente i soci, io lo preferirei perché sentiamo delle voci non mediate, sono quelle che hanno messo dei soldi da parte e li hanno spesi. Ok. Grazie. Vi ringraziamo e arrivederci. I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più.